La bella notizia di queste ore è che sembra che l'EMA possa dare anche all'Europa il via libera al vaccino Pfizer prima del 29 dicembre. Si sta ipotizzando addirittura la data del 23 dicembre, che significa che la prossima settimana potrebbe arrivare l'ok. L'Unione Europea, la Commissione Europea ha già deciso che nel momento in cui l'EMA dà l'ok in 3 giorni, la Commissione Europea darà l'ok definitivo e all'interno di questi 3 giorni i singoli stati hanno solamente 24 ore di tempo per muoversi. È evidente che se questo avverrà, e speriamo tutti che questo avvenga, poi bisogna fare un lavoro poderoso di organizzazione del piano vaccinale che deve funzionare come Dio comanda. Potrebbe partire già, diciamo, verso alla fine, diciamo verso il 10, no? Probabilmente di gennaio, tenendo conto che in alcuni paesi è già partito, perché in alcuni paesi l'ente sanitario ha già dato la propria approvazione, di queste ore l'approvazione negli Stati Uniti, era già stato fatto in Canada, la Gran Bretagna, che ha un sistema di controllo particolare, è già partita la scorsa settimana. Ora bisogna procedere, ovviamente con tutti i controlli, perché il vaccino è una cosa seria, quindi chi si vaccina deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare con tutta la sicurezza e la tranquillità che serve.